Buondì cari amici di Maratona Veneta, la parola è ancora è il verbo ligar, che qua è tagliata all'inizio, vuol dire anche che se qualche dunque vuol dire igar. A cosa vuol dire questa parola qua? Vuol dire mettere insieme, ligar con una soga, una corda, ma in realtà connettere in maniera che non si può più desligarsi. Boh. Allora, questa parola qua in italiano come se legare, ma qua vediamo che in Veneto è una I. E ora, quando che ragioniamo sul termine, quando che femo tutte le derivazioni a partire da questa parola qua, ha bisogno tipo il verbo mi ligo, no? Mi go liga il can vicino al cuso, no? Go liga, ti te lighi, i cachi liga, no? I liga là, che devono significare differente, che ha a che fare proprio con cose che sentiamo in bocca, e una sensazione di stringere, no? Perché ligare è stringere, ora il significare del tempo va a voler dire anche quello che si può chiamare tecnicamente allappamento. Ligar, quando che ligo do robe, so di fare un ligamento. E quando che mando via una mail, per esempio, tante cose ho visto che Gas mi sa a scriverlo, quello che è un allegato, che cosa vuol dire in italiano? Ad legare vuol dire ligar su, ligar insieme, no? E ora si può chiamare che l'allegato può essere il ligo, no? A te go liga su il PDF della locandina, no? Ecco, e ora il nostro verbo veneto è ligar, ovviamente qua come abbiamo già detto, se possibile mettere o non mettere sull'infinito la vocale finale e, perché che può essere che come anche no, la stessa persona può dirlo con o senza, certe dice sempre con, certe dice sempre senza, ma la maggioranza dice sia con che senza, conforme quelle che se le parole che viene dopo, perché una delle due suona meglio, è una libertà, diciamo, costituzionale linguistica veneta, ma se il verbo è ligar, se era isa se lig, di conseguenza, per gli altri è il ligo, il ligamento, e anche volendo tradurre l'inglese link, la traduzione più corretta aggaria da essere coigamento, no? E il ligamento potrebbe essere quello che è sui zanoci, i ligamenti dei zanoci. E allora vedi che quando che neanche ragioniamo sulla lingua, sono una parola che conosciamo tutti, ligar, non so, i mega liga su, so incastrai, mega liga su, devo andare a fare una cena con chi là, che se non lo voglia, no? Ecco, go è il verbo e da qua posso costruire termini che hanno a che fare con l'informatica, termini che hanno a che fare con l'anatomia, per esempio, quello che mi serve. Tutte le lingue le fa così, tutte le lingue le ha fatto così e udite, udite, anzi in Veneto, ascoltè, tutte le lingue le farà sempre così, perché è robe che se Dio venire avanti, che adesso ancora non esiste, e di conseguenza non è mica un nome, a un certo punto che si darà un nome a partire da cosa? Dalle parole del patrimonio che abbiamo adesso. Così si fa, niente di strambo, a se normale. Boh, anche per quello che abbiamo fatto la nostra puntata della maratona veneta, questa qua era in Drio, era la 33esima in Drio, adesso che ne manca 32, noi che ne abbiamo fatte 68 e che ne manca 32, e niente, se vediamo domani con la nostra maratona veneta.